Proseguono sui campi della solitudine a Nuoro gli incontri di calcio giovanile inseriti nel programma del secondo Memorial Roberto Dore, un evento dedicato ad un giovane calciatore scomparso 2 anni fa, a soli 16 anni, un'iniziativa promossa dalla società Puri e Forti di Nuoro in cui Roberto ha militato e dall'associazione Robbi nel Cuore, istituita dai familiari e presieduta dal padre Giacomo, per promuovere iniziative benefiche in campo sociale. Un memorial che ha il patrocinio del Comune di Nuoro, che lo ha inserito nel programma ufficiale della 119esima Festa del Redentore. In questo fine settimana i protagonisti saranno i calciatori delle categorie pulcine ed esordienti, che stanno dando vita a incontri avvincenti nel segno del divertimento e del ricordo di Roberto. Al Memorial stanno prendendo parte 42 squadre appartenenti alle migliori società sarde del settore giovanile. La settimana scorsa il torneo allievi è stato vinto dalla Simba di Gianfranco Matteoli, mentre il torneo giovanissimi è andato alla Ferrini Cagliari. Incontri di calcio cui hanno assistito tanti appassionati, ma anche tecnici e osservatori di importanti società professionistiche alla ricerca dei campioni di domani. La Puri e Forti sotto questo profilo ha sottoscritto un accordo di collaborazione col Genoa Calcio ed è entrato tra le accademy della società rossoblù. Il Memorial anche quest'anno dedicherà un momento importante alle iniziative in campo sociale. L'associazione Robbi nel Cuore, dopo il contributo dato nella prima edizione all'hospice dell'ospedale Zonchello di Nuoro, quest'anno aiuterà l'associazione L'Isola che non c'è, che si occupa di persone diversamente abili e ha in progetto l'apertura di una casa famiglia.